Chiamo Vianeo da Mestre. Al supermercato riesco a aprire un sacchetto della frutta in pochi minuti. Riesco a trovare il corretto verso di inserimento di una chiavetta USB in soli 5 tentativi, ma soprattutto riesco a spingere quando c'è scritto spingere e tirare quando c'è scritto tirare. Questo è Super Survivor! Vedi Samuel, con i miei metodi tutti possono diventare dei Super Survivor, anche il primo che passa, tipo lui. Ciao Samuel, sono Maci. Per diventare un Super Survivor hai bisogno di tenere bene a mente le 3 regole fondamentali. La prima, acqua. Quali sono le piante in cui puoi trovare più acqua? Quelle di mia nonna, perché è da sempre acqua ai vasi, anche quando che piove si infia via la testa a mia nonna. I sottovasi sempre pieni, anche il gatto beve sui sottovasi. La mia risposta è sottovasi. La seconda regola fondamentale è ripararsi. Sei in una radura. Ad un certo punto scoppia una tempesta. Cosa fai? Cerco un bar. No, ce ne sarebbe uno, ma è chiuso. Mi rifugio sotto un albero. No, non ce ne sono, è una radura. Se non che sei il bar. Cerco di entrare nella tenda di qualcuno. Non che sei tende, sei da solo. Mi costruisci un riparo da solo. No, mi sono portato la tenda da casa. Non ti sei portato. E ora mi c'è parlato tempesta e senti che faccia. Terza regola, il cibo. Cerchi dei funghi, li trovi. Come fai a riconoscere quelli commestibili da quelli velenosi? Li assaggio. Bravo, complimenti. La scelta migliore per passare la notte in ospedale. E così ho risolto anche il problema del riparo dalla tempesta. Non serve essere un Super Survivor. Scopri il Parco Naturale Regionale della Lessinia. Escursioni incantevoli, bici, cascate, torrenti, passeggiate in malghe e molto altro ancora. Visita lessiniapark.it. E anch'io sono Super Survivor! Sì! E il ginocchio! Ragazzi, non potremo salvarli tutti. Tirarmi su il piego, ho fatto male al ginocchio! Ga essere il legamento! Si dica male al ginocchio! Ga essere il legamento!